Sempre a fianco degli alpini, perché li conosco, perché li conosciamo, perché sappiamo che quando c'è una dunata fanno innamorare le città, cambiano il volto in positivo. E a me pare invece una strumentalizzazione politica contro gli alpini e quello che rappresentano. L'assessore regionale Donazzan si schiera al fianco delle penne nere dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima dunata degli alpini dello scorso fine settimana a Rimini. Alla vicenda oggi si aggiunge un nuovo capitolo con una petizione online che al momento ha raccolto 11.000 firme per chiedere la sospensione della dunata annuale per 2 anni, in modo tale, spiega l'autrice dell'iniziativa, da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. È necessario che il Consiglio degli Alpini prenda dei seri provvedimenti. E proprio ANA, nelle ore immediatamente successive alle prime segnalazioni, era intervenuta con una nota. L'Associazione Nazionale Alpini prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli dai comportamenti incivili segnalati che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti. L'ANA, inoltre, continuava il comunicato, fa notare che ci sono centinaia se non migliaia di giovani che, pur non essendo alpini, approfittano della situazione. Aspetto questo rimarcato anche dall'assessore Donazzan. Molti non sono alpini, si comprano un cappello finto da qualche ambulante e poi figurano così di essere parte del gruppo. Una vicenda che per Donazzan va chiarita fino in fondo. Non mi convince nemmeno che si parli e non ci sia ancora nulla di dimostrato e si faccia veramente solo della polemica. L'assessore poi ricorda chi sono gli alpini, sempre in prima linea quando accade un'emergenza in Italia o all'estero, che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o della pandemia. Sono quelli, ricordo anche a chi ha fatto polemica, che hanno tenuto giorno e notte aperti i centri per le vaccinazioni. Sono quelli che hanno raccolto 116 milioni in ore lavoro donate, sono volontari veri, vanno difesi e tutelati. E se qualcuno con l'occasione di una dunata si è infilato a fare cose che non dovevano essere fatte, beh, questi saranno puniti.